Nella puntata precedente, Adriatica è arrivata al Circeo, che con le sue mura megalitiche poligonali, il suo promontorio, che fin dall'antichità proteggeva un porto importantissimo, e le sue zone paludose, ha rappresentato un luogo ideale per le prime colonie di popoli del mare. La nostra missione è sempre quella: raccontare gli argonauti, i mitici navigatori che rappresentano i primi colonizzatori e cercatori di metalli di queste nostre coste tirreniche, gli antenati dei Fenici, degli Etruschi, degli Ernici, che si sono sviluppati proprio qui, al Circeo. Questo è il circolo Canottieri Sabaudia, che si affaccia sul lago di Paola, cioè sullo specchio d'acqua interna diviso dal mare dalle dune della spiaggia. Ti senti a casa tu, che il circolo Canottieri di Mantova collegato al circolo Canottieri di Sabaudia. L'acqua è sempre quella ferma, che non ti fa venire mal di mare. Ridendo e scherzando stiamo poi ricostruendo, diciamo, quello che erano i canali che collegavano il porto che stava sulla costa della Circeo e Terracina all'entroterra e a Sabao, cioè e quell'altra parte di mare. È stata la duna che ci ha cambiato la vita a noi. E cioè perché vi è Questo cordone di sabbia, in effetti, è lei che ha creato poi la palude e poi che ha creato tutto questo ben di Dio. Mozzarella, ricotta. Tanto poi si va a pagaiare. La zucchina è un prodotto tipico del territorio. Siamo in corsa per ottenere il riconoscimento europeo. Infatti la zucchina viene aggiunta anche per esempio nei piatti a base di mare. Ti posso consigliare un vino da sabbia? Ci abbiamo un'enologa. Moscato di Terracina spumante. È particolare perché è uno spumante secco a base moscato. Io attacco. Cosa? Schiaffoni con zucchine e mazzancolle. Sono schiaffoni freschi e abbiamo abbinato il crostaceo con il sapore dolce della zucca. Scusa, loro sono dell'Istituto Statale Alberghiero di Formia, tutta una formazione professionale per rivalutare i prodotti tipici. Intanto stanno passando le canoe tipiche, ma prima di andare in canoa dobbiamo finire la nostra ricerca sul campo. Assaggiando si impara, ed è vero, impari il territorio, impari il suo clima, le tradizioni, l'artigianato. Per quello conosci i sacrifici che mangia. Salsiccia al coriandolo scherzerino. È il migliore prodotto della nostra provincia di Latina. Il coriandolo è un cucino del finocchietto ed era un grosso antibatterico, lo usavano i longobardi, ecco perché è arrivata fino a noi. Mi sono proprio tirato su da morire perché ho mangiato il coriandolo, poi l'antibatterico, gli antiossidanti. Cioè, un uomo nuovo. Qui, con la scusa delle paludi da sfruttare e poi da bonificare, ci sono arrivati tutti, da tutte le parti. Quindi qui abbiamo il circolo, rappresenta anche in questo senso tanta gente diversa che viene da tanti luoghi diversi. Tu di dove sei? Allora, mia madre era abruzzese, mio padre marchigiano, io sono nata qui. Per cui con la bonifica è stata fatta. Bonifica è arrivato mio nonno a bonificare, era un carbonaro proprio chiamato da Mussolini. E si sono messi su in montagna e sono venuti giù dall'Aquila con le bufale perché sapevano fare il carbone, perché bisognava fare il carbone. E tu? Io sono di Napoli. Io sono di Brindisi. I miei genitori sono sociari ed erano qui a Sabaudia prima ancora della bonifica. I tuoi genitori venivano a fare la transumanza qua e poi... Mio nonno aveva greggi di cavalli e di pecore, ma tantissimi proprio, e facevano 6 mesi in montagna e 6 mesi qui. Eri un'ernicina? Sì. Certo. Gli Ernici erano i primi abitatori della zona. E non c'è neanche un Veneto? Veneto! Veneto di genitori veneti. Quindi i tuoi genitori sono venuti qui per la bonifica? Esattamente, circa 60 anni fa. Tanto che lei parla io mangio. Mangiamo? Sì! Gli schiaffoni. Buonissimo. Sorbetto al sedano. Sì, a sedano di sperlonga. È buonissimo perché non è dolce, sì è dolce, ma non è dolce. Ma è rinfrescante. Molto rinfrescante. E poi c'è l'antiossidante, dai. E non dimenticare una cosa, che il sedano di sperlonga si fa con il seme che c'è solo a Sperlonga. Giuseppe Nocca insegna all'alberghiero Alimentazione, sì. Alimentazione, sì. Allora, dicevi che qui abbiamo mangiato a filiera corta vera, Sì. ingredienti della zona, cioè, Sì. fammi un elenco.
Allora, cominciamo. Spelonga per il sedano. Diciamo le zucchine, sabaudia, terracina, fondi, la ricciola, ventotene, un classico. Questo territorio, fornendo questa diversificazione totale, per cui c'hai la palude, e quindi c'hai gli uccelli, e c'hai il mare, e c'hai la montagna, e c'hai il vulcano, eccetera, eccetera, dava anche nell'antichità una possibilità estesissima di poter appunto coltivare, di poter raccogliere, di poter vivere. Quindi avevi proteine, avevi tutto. In particolare selvaggina. Il Circeo, le sue paludi come autogrill dell'autostrada degli uccelli. Sì, perché sostanzialmente gli uccelli quando dall'Africa vengono in Europa seguono 3 grandi autostrade. La foce del Guadalquivir, Ustica, Ponza, Circeo, l'altra la foce del Rodano. Quindi nell'antichità palude uguale a cibo. La palude era proprio il regno delle proteine. Pesce, addirittura crostacei, i cereali si facevano sotto la montagna. Qui si pescava, era molto più facile pescare in palude che non al mare. Palude uguale a cibo ma anche a riparo. Qui, in questa parte della palude, fra il Circeo e le montagne, diciamo, poteva esserci un porto eccezionale per le navi, per tutto quello che transitava da questa parte. Ma quale sarebbe quindi la storia? Tutti passano per il Circeo e tutti vanno a trovare la maga Circe. Giasone, eroe della tradizione più antica, eroe proprio in assoluto degli Argonauti, quindi dei padri degli eroi poi successivi dell'Odissea e dell'Iliade, era un ernicino. Gli ernici che andavano in battaglia con una pelle di volpe, di animale comunque sulla testa, 2 lance e un sandalo solo. Ricorda qualcuno? Appunto, Giasone. Giasone era vestito così. Ma com'erano davvero questi ernici, di cui Giasone sarebbe il progenitore? Loro erano adatti alla tecnica della guerriglia, dove l'armatura non serviva. I romani hanno inventato la battaglia da campo, quindi dove avevi bisogno di proteggerti dalle frecce e dalle spade. Gli ernici lavoravano sulle montagne, dove dovevi andare sugli alberi, nasconderti, quindi essere veloce. Un'armatura da 30 kg non ti sarebbe servita a nulla. I romani dicevano: ma chi è che è passato di qua? Con un piede sì, uno no. ma con chi ci fate combattere? Si scandalizzavano e perdevano. Qui nel circolo Canottieri Sabaudia, sul lago di Paola, dopo mangiato, ci tocca la ricostruzione storica delle gesta dei popoli del mare. Siusi è inflessibile. Che fatica! La ciurma degli Argonauti per caso va a prepararsi, assieme agli amici canottieri. Antico romano, Lucius Infabulus. Sandali sono romani che si fa originale. Faccia la parte dell'Etrusco. Imbarcato con Enea in questo caso. Enea. Qualcuna. Tatuaggi di guerra. No, lui è molto bello, ma lui rema solo? Lui rema? Posso fare anche altre cose, ditemi che No, lui tu stavi bene in piedi, capito? Perché sei possente. Guarda lì. non ci sono le spine, invece guarda dopo magari. Faremo con quello che abbiamo. Bisogna pagagliare. La pagaia, da un punto di vista scientifico, deve essere all'altezza più o meno dell'ascella del pagaiatore. Cioè, Hollywood, voglio il produttore, il costumista, lo scenografo. Adesso lo mettiamo in acqua. Eccola qua, Argo, la nave degli Argonauti, che in realtà è un dragone. Ma il Dragon Boat da dove viene? Che tradizione è? Che storia ha? Ecco, 2000 anni fa è nato da un poeta cinese che per protestare contro il governo di allora, che non è tanto diverso dal governo di adesso, insomma, si buttò in mezzo al fiume e tutti i pescatori, siccome c'erano i piranha, i pesci cane, per salvare il corpo di questo poeta, che era un idolo nazionale, sono accorsi con questi barconi, 20 posti, 40 posti, battendo i tamburi per far scappare i pesci, per salvare il corpo di questo poeta. Allora, pronti? Par di vederli, gli antichi popoli del mare, navigare in queste paludi che offrivano cibo e riparo, da dove si poteva dominare il mare con le sue isole ricche di minerali, per costruire poi città con mura ciclopiche che rappresentarono l'avamposto della civiltà pre-romana.
Ricapitolando, abbiamo intrapreso un rigoroso percorso gastrofilologico. Siamo partiti dalla mozzarella di bufala, dal vino moscato di Terracina, abbiamo preso degli schiaffoni, abbiamo remato controcorrente, ma alla fine siamo arrivati a tracciare un ritratto storico e naturalistico del territorio. Fare archeologia sperimentale è un lavoro duro. Voglio tornare a lavorare. Sembrava un incubo. Le galere erano così, dalla mattina alla sera. Sono distrutta veramente perché sono l'antisport per eccellenza. A proposito di sport, Antonio, il circolo Canottieri Sabaudia. siete in un posto stupendo, Sì. ma fate un sacco di cose però. Tutti all'insegna del grande volontariato, della passione, del voler fare le cose a tutti i costi perché vi piacciono. Sì. Abbiamo cominciato con un'idea di riprendere gli ex atleti che volevano fare un po' di attività, parliamo di circa 26 anni fa. Poi mano a mano ci è venuta l'idea di seguire un po' i giovani e portarli a fare un'attività di apprendimento di questo sport. Poi ci siamo avvicinati al Dragon Boat che oggi abbiamo provato. Lavoriamo col Dragon Boat molto bene perché sono 5 anni che lavoriamo con un gruppo di ragazzi disabili cognitivi. Associazionismo, si comincia, ci si mette assieme Certo, per un interesse, il circolo, il territorio, eccetera, poi si finisce per fare attività sociale. È un motivo aggregante, è un motivo di crescita ed è davvero producente, è una cosa davvero che ci dà tanto entusiasmo. Abbiamo la fortuna di stare in un territorio che è incredibile, facciamo le scalate del Circeo, andiamo nella foresta, ci travestiamo anche noi con mostri e cose. La prima cosa che trasmettiamo noi è la passione. E trasmettere questa passione, la sensibilità di andare in barca, questo equilibrio. Io a volte esco con le persone che poi diventiamo amici, saldi, la chiamo vogaterapia. Come l'hai chiamata? Vogaterapia? Vogaterapia, simpatica questa cosa. Magari andassi in voga la vogaterapia invece di tante altre cose. Tante altre cose. Anche per noi di Adriatica, comunque, navigare ha significato socializzare. Ed ora è un po' triste salutare gli amici velisti per caso di questo equipaggio che ci devono lasciare. Non sono contento per niente che è finito. Adriatica domani salpa per la Sardegna, dove si imbarcherà il nuovo equipaggio, e Siusi approfitta della pausa per una parentesi terrestre. L'abbiamo caricato, adesso dobbiamo andare per terra, quindi abbiamo bisogno di una macchina. Abbiamo caricato tutto, c'è tutto, ci sta tutto. Fate i bravi, eh? Andare per strada. È più pericoloso che andare per mare. Ciao Adriatica! Percorrendo verso nord la consolare Aurelia, arrivo al castello di Santa Severa. Sotto il castello un antico porto che fa affiorare i suoi resti in un mare pieno di storia. Professore Enei, che una persona con un nome così non poteva che fare l'archeologo. Io in realtà sono un archeologo terrestre, terrestre prestato al mare, perché durante le ricerche quando ti accorgi che poi le strutture antiche, i muri scendono e dalla terra scendono nell'acqua, per seguirle, finché l'acqua arriva all'altezza del collo le puoi seguire, poi devi mettere le maschere alle bombole. Già, le mura del porto di Pirgi sono per lo più sotto il mare e sono in opera poligonale. Il castello di Santa Severa venne costruito nel Medioevo sui resti della città, prima etrusca e poi romana, di Pirgi. Attorno al VII secolo a.C., questo era il porto etrusco della città di Cerveteri, l'antica Cere, una delle più grandi metropoli italiche di quel periodo. Grandi interessi commerciali e attivi scambi fecero di Pirgi un centro strategico del Mediterraneo. Questo luogo, frequentato dalla preistoria oggi in maniera ininterrotta, abbiamo pensato che valesse la pena di fare un museo dedicato al mare, alla vita antica sul mare e per il mare. Riusciamo a vedere queste barche? Riusciamo a renderci conto di come era la navigazione al tempo degli Etruschi? E forse anche prima? Qualcosa vedrete. Ecco, questo
è il modellino di dove ci troviamo noi, dentro al castello di Santa Severa. E da qui si vede che è impossibile che qui un porto così importante fosse esposto a sud-ovest. Certo, E con le quindi c'era un canale che faceva entrare le navi, le barche all'interno di un porto protetto. Di una darsena chiusa. Di una darsena, qui. Infatti i canti greci parlano di Pirgi, parlano di Epineion. L'Epineion è il porto munito, il porto organizzato, strutturato, con i moli, con tutto. No? Un porto con delle mura che lo schermavano proprio dai venti peggiori, insomma. Pirgi doveva essere decisamente un porto organizzato, ben attrezzato, dove imbarcazioni arrivavano e partivano per la Grecia e per Cartagine, scambiando metalli, granaglie, olio, sale in grande quantità. Davanti alla città di Ladispoli è stata trovata questa nave, evidentemente molto grande, piena di questi contenitori per il vino. Ce n'erano 12. Chiaramente la proporzione della nave doveva essere veramente una proporzione interessante, almeno 25-30 metri. Quindi di che cosa stiamo parlando? Di qualche cosa che si potrebbe comparare con appunto le navi container attuali. Le enormi quantità di merci scambiate nel porto etrusco di Pirgi avevano bisogno di recipienti e contenitori, ma soprattutto di essere stivate in sicurezza negli scafi. Ora questa anfora è un'anfora romana, etrusca? No, questa è una fabbricazione di anfore etrusche. È un'anfora prodotta nel VI secolo a.C. e hanno questa particolarità che hanno il fondo ogivale. Le anfore sono una delle cose più intelligenti che gli antichi hanno creato, è un contenitore ideale per il trasporto di qualsiasi tipo di mercanzia. Sono perfette, quindi il puntale serve soprattutto per non fare rompere l'anfora. Se avesse il fondo piatto, questo contenitore scoppierebbe, si romperebbe. Invece con il puntale scarica tutto il peso del contenitore per terra e quindi non si rompe al momento del trasporto. Ma siccome l'anfora è una cosa che si sposta continuamente dalla produzione alla nave, dalla nave al porto, eccetera, è un contenitore soggetto a essere sempre spostato, quindi il loro interesse è di non farlo rompere, perché quello che c'è dentro è prezioso. Certo. Quanti vasi faceva un artigiano? 200 circa. Al giorno. No. Sì. No. Sì, sì. No. 200 al giorno. Facendo i conti, Sono diciamo tante. quante anfore giravano Sì, ma, per il Mediterraneo e quanta roba veniva portata. Una bottega fa difficoltà a soddisfare la richiesta di un porto e 200 anfore fanno ridere. Fanno ridere. Che bello. E mano a mano vieni su. Ah, che bello. Sì. Bellissima. Ma torniamo alle barche. Qui infatti ci sono, no, dei modelli di barche antiche. I modellini che si ritrovano nei musei venivano fatti sulla base di quello che dovevano essere davvero le navi. Il museo di Pirgi è un piccolo laboratorio e attraverso l'archeologia sperimentale si possono ricreare oggetti legati alla vita della civiltà mediterranea. I remi e anche gli scudi, come in questo questa caso. è una decorazione sempre appunto che ci dà la testimonianza di quelle che erano le vere navi, perché poi quando i marinai dovevano partire chiedevano ovviamente agli dei se era il caso o meno e quindi realizzavano con la terracotta la loro imbarcazione che poi donavano agli dei. Proteggi questa nave che sta per partire. Le navi Sciardana ci davano anche la dimensione di quanto potevano essere grandi queste navi. Sopra le navi Sciardana ci stavano dei buoi, ci stavano degli animali. Se si potevano tenere sopra degli animali voleva dire che erano barche veramente enormi. Al Museo del Mare di Pirgi, nel Lazio, per scoprire come navigavano gli antichi popoli del mare, i Tirseni, i Fenici, gli Etruschi, che per primi colonizzarono queste coste. Ma come erano costruite queste navi che sono arrivate fino a noi dopo quasi 3 millenni? C'è la nave cucita, la barca cucita. Sì. E qui abbiamo rifatto esattamente nelle sue reali dimensioni il pezzo della nave etrusca che si conosce, che appunto prevede l'assemblaggio delle tavole con dei cavicchi che servono per non far scorrere in senso orizzontale. E quindi che le bloccano in questo modo. Esatto. No? E poi
Poi vengono scavati con una cura immensa questi fori a 45 gradi che restano quindi interni. Dentro. La cucitura passa all'interno del legno, ma poi il tutto era impeciato. Non a caso, quando Omero parla delle navi degli Achei, sempre nell'Odissea, ma nell'Iliade soprattutto, lui le chiama nere e concave navi. Nere perché sono completamente coperte di pesce, che era l'impermeabilizzazione dell'epoca. Io credo che queste navi dell'antichità possano essere considerate un po' l'equivalente delle nostre astronavi. Il museo si è particolarmente dedicato alle pompe di Sentina. Abbiamo studiato circa 60 relitti di navi scavate e studiate nel Mediterraneo e poi l'abbiamo ricostruita questa macchina con le stesse dimensioni degli originali ed è un esperimento questo che ci dimostra, ecco, che questa è la capacità di una pompa a bindolo romana. Quindi, Tutta quest'acqua? questa è una macchina che è capace di espellere 200 litri d'acqua in un minuto. Significa che in 5 minuti si era in grado di svuotare una tonnellata di acqua di infiltrazione eventuale dall'interno di una nave. La tecnologia antica era straordinaria. Scusa, e questa? Lei carica l'acqua nel vano, carica e poi la espelle. Poi la spegne. Questo è come le fontane, no? Questa ve lo faccio io, che è più... Certo, per azionarle ci volevano dei marinai veri, maschi. L'avevo preparata io e poi... L'antica tecnologia che permetteva la navigazione può sorprendere. Questo è uno scavo molto importante che ha fatto la soprintendenza archeologica. Tra i reperti di una nave romana ancora da catalogare, uno strumento indispensabile per navigare. Questo non è un oggetto da cucina, questo è lo scandaglio di bordo e funzionava in questo modo, venivano riempite queste cavità con del grasso di solito animale e costantemente c'era un uomo che lo gettava in acqua legato con una fune con dei nodini a tot piedi o tot braccia e ogni volta si ritirava su e si verificava che cosa era rimasto attaccato sul fondo, quindi se c'era un fondale sabbioso, argilloso e soprattutto quanto era profondo, affinché soprattutto di notte non si andasse su bassi fondali. Visto che siamo qui a Pirgi, al Museo della Navigazione, abbiamo deciso di entrare e navigare in una nave romana del I secolo. Sicuramente è una bella navigazione e quindi seguiteci alla ricerca sulle rotte dei popoli del mare. Ancora, ietta est, hanno tirato l'ancora. Oh! Ehi! Capitano! Bisogna azionare la Sentina, c'è l'acqua! Oddio! Un'esperienza da non ripetere sulle rotte dei popoli del mare. Visto che dobbiamo fare la traversata del Tirreno dal Circeo a Cagliari, speriamo proprio che il mare con Adriatica sia più clemente. Allora, il bollettino dice niente. Ma il bollettino dice venti leggeri da nord-ovest, che quindi come direzione andrebbe anche bene. Sarebbero anche favorevoli, però credo che l'intensità sarà veramente ridicola e quindi purtroppo prevedo tante ore di motore. Quante miglia sono? Allora sono in tutto 230 miglia. Siamo in rotta per l'isola dei Cavoli, che è l'estremo sud-est della Sardegna, e abbiamo 210 miglia. Dopodiché per entrare nel Golfo di Cagliari ci restano 20 miglia per arrivare al nostro porto. L'atterraggio è previsto per domani sera, dai. Domani nel pomeriggio, tardo pomeriggio. Se 33 ore vi sembrano poche, provate voi a navigare. Gasolio ce l'abbiamo? Gasolio ce l'abbiamo. Va bene. Acqua ne abbiamo, se manca la dissaliamo.
Si parte, dai mo. Caro diario di bordo, il pilota automatico è impostato, però dovremo fare i turni perché naturalmente bisogna controllare che tutto vada per il meglio, che non andiamo a sbattere contro una petroliera, perché tanto la petroliera non si sposta. E abbiamo messo a posto lì il rosmarino che punge leggermente, per cui ti tiene sveglio. L'equipaggio è composto da Mattia, primo, Carlotta, secondo, Zoe, contorno, Siusi, il dolce e io, la mazza caffè. E poi ci sarebbe anche il caffè, che sarebbe Anna-P che sta registrando. Quindi un equipaggio ridotto all'osso per una traversata che è praticamente un trasferimento. Pronto Carlotta? Per passare il tempo si mangia. Delfino? Allora il pranzo no, doveva arrivare prima o dopo, doveva telefonare un delfino. Diventano freddi, fusilli che hanno raccolto tutti i residui della barca per motivi di carattere anche ecologico. Ci sono le zucchine che stavano andando a male. Pasta svuota frigo. Esatto, e alla fine il risultato è squisito. Una ricetta antica della nonna, che diceva usa tutto e non buttare niente. La mia nonna la chiamava piuttosto che roba avanza crepa panza, cioè nel senso, piuttosto che avanzi della roba meglio che crepi la pancia. Le traversate sono sempre una buona occasione per filosofeggiare. Siamo in mezzo al mare, quindi è la sensazione insomma del mare aperto che ha sempre annichilito ogni marinaio che si rispetti. Quanto è qua? 2000 metri. 2000 metri di acqua qua sotto. Quanta acqua c'è nel mondo? C'è molta più acqua che terra. Sono le domande che ti vengono al tramonto mentre fai una traversata. E mi viene anche da pensare, cosa c'è sott'acqua che noi non vedremo mai, non conosceremo mai? Un'altra domanda tipica di quando si fanno le traversate al tramonto. Perché tu ne hai fatte tante. E io ne ho fatte di traversate, sì. Chiedimi le mie avventure quando ho attraversato l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico. Addirittura 2 traversate. Sì, adesso mi manca la pipa e poi mi sento un vero lupo di mare che racconta le sue avventure. Lupo di mare. Cosa hai visto tu? Quante cose hai visto? Ne ho viste tante, ma ne ho capite poche. L'unica certezza è che ci vediamo alla prossima puntata, ammesso che vogliate vedere ancora i popoli del mare in Sardegna.